consigliere regionale, qualcuno potrebbe dire, ritornando a quello che si diceva a scuola, Bond è andato fuori tema rispetto al tema che era stato fissato, insomma i valori dell'Italia, i valori del Veneto, però insomma magari ce lo spiega meglio, questa scelta ci spiega perché ha fatto Alpino uguale Italia uguale Veneto. È il concetto della sofferenza. Vede, quando io mi siedo vicino ad un onorevole di un partito, ed è successo recentemente, e mi chiede questo onorevole: ma hanno già suonato l'inno d'Italia? E io gli dico sì all'inizio della manifestazione. Per fortuna, per fortuna, per fortuna, perché altrimenti ero in sofferenza. Allora, quando io sento queste cose, mi vengono i brividi. Sono onorevoli solo di una parte politica o di più parti politiche? No, di una parte politica. Che è molto vicina alla sua? Che non voglio fare commenti. Ma che è molto vicina alla sua? Ma che è molto vicina alla sua, certo sì. Sia in regione che al governo? E allora quando io sento questo, mi vengono in mente tutte quelle persone che in Marmolada, su tutte le montagne, ma anche praticamente verso il mare, su tutti i confini dell'Italia, hanno perso la vita per difendere l'Italia, per far crescere l'Italia, per dire che quella bandiera era la loro bandiera ed è la nostra bandiera. Penso ai miei genitori, penso ai miei avi, e lo dice la canzone, penso alla patria, alla bandiera, all'inno d'Italia. Penso a questi valori che devono essere criterio fondante per le future generazioni. Perché se un onorevole della Repubblica, eletto con i voti dei cittadini, che rappresenta praticamente quel popolo, ma in Italia, e dietro al Parlamento, dietro in Parlamento ha la bandiera italiana, quell'onorevole si sente in difficoltà quando si suona l'inno d'Italia o quando c'è la bandiera, a me vengono i brividi, perché io ho 2 bambini piccoli, ma molti hanno dei bambini a casa e le future generazioni non devono sentirsi tradite da questi valori, perché altrimenti è finita. Diventa la Bosnia, diventa quello che noi abbiamo visto non tanto tempo fa, là vicino al nostro confine. Bond, ma con queste premesse insomma non sarà tanto facile tirare avanti altri 4 anni con gli alleati? Ma vede, c'è una lega fatta del presidente Zaia, che è un gran signore, e io gli riconosco dei grandi meriti, e c'è una lega fatta di qualcuno che in aula del Consiglio regionale ha insultato la bandiera ed ha insultato anche l'inno. Quella lega io non voglio sentirla. Quella lega invece del costruire, del fare, del far bene, del guardarsi in faccia, del parlare, gli voglio dare la mano, voglio collaborare con loro, sarò sempre un fido alleato e sarò sempre un alleato sicuro e certo. Questo è il dato di fatto. Ma guardi, di fronte alla critica ad una bandiera o alla critica di un inno, forse anche ad una sofferenza in questo, io non posso non star bene. Devo dire solo che questi devono cambiare rotta, perché altrimenti i nostri valori fondanti si perdono lungo i fiumi, lungo il Piave, fiume sacro. Sa quasi, voglio dire, Bond, lei riveste un ruolo insomma, pesante all'interno del Consiglio regionale, capogruppo del PDL, insomma, è un grosso partito. Quello che lei dice sa quasi di ultimatum nei confronti del partito non è vero maggioranza. Assolutamente, il partito di maggioranza è un partito serio, il mio collega Federico Canera è una persona di una correttezza unica, ripeto, il presidente della giunta regionale è un gran signore, lo dico sempre, è anche bravo, quindi non ho nessun dubbio, però certe uscite che io ho sentito, certe affermazioni che io ho sentito in giro per il territorio sulla bandiera e sull'inno e sui 150 anni di Unità d'Italia mi fanno rabbrividire, lo sanno anche, l'ho anche detto, è meglio che se uno le vuol dire se le tenga magari nel ristretto della cucina o della sala da pranzo. Ecco, 150 anni, una vita, un compleanno che si festeggia quest'anno. Per Dario Bond, il regalo più utile, non dico più bello, al nostro Paese in questo momento quale sarebbe? Beh, il regalo più utile è quello di superare questa crisi interna a questo Paese, ritornare a essere il partito e il governo di 6 mesi fa, cioè del fare delle riforme che abbiamo bisogno assolutamente, non consegnare questo Paese a delle elezioni che hanno magari un risultato incerto
e dare la sicurezza a tutti. E il secondo regalo più grande è quello di risolvere quel 37, 38, 40% di disoccupati giovanili, di ragazzi che ogni giorno io li trovo per la strada e che non è che non abbiano voglia di lavorare, non trovano proprio lavoro. E anche quello potrebbe essere conseguenza di un buon governo se noi riuscissimo a fare delle riforme e snellire queste pratiche amministrative. Lei me lo sentirà sempre dire, se non abbiamo soldi ma tagliamo la burocrazia del 30%, diamo il 30% di contributo a questa gente che vuole lavorare. Ecco, noi dobbiamo fare questo. Le assicuro, io mi sono battuto diverse volte per delle cose bloccate in regione, mi batterò ancora per dei progetti, lo dicevo l'altro giorno, mi diceva un avvocato famosissimo del Veneto, mi dice ci sono 500 milioni di progetti fermi nel Veneto, hanno bisogno solamente di un vostro via. E io sono andato a vedere, il via è bloccato dalla burocrazia, non va bene. Dario Bond, capogruppo in Consiglio regionale del PDL, vuoi fare gli auguri all'Italia? Ma io faccio gli auguri all'Italia, agli italiani, al Veneto, a tutti quelli che amano quella bandiera, ma soprattutto che amano tutto il confine dell'Italia, da Pantelleria fin su in cima alla Valle di Aosta. Le faccio un regalo, Bond? Sì. Di un bacio all'Italia. Beh, insomma, mi sono anche un po' emozionato, ma complimenti. Grazie a Dario Bond, capogruppo in regione del PDL. Grazie. Finisce qui questa puntata un po' particolare di X News, in queste serate in cui soprattutto nei network nazionali si strilla, si urla, si racconta di un paese in grande confusione come realmente è. Noi questa sera abbiamo voluto proporvi questo format un po' particolare per riflettere sull'Italia, sui suoi valori e su quello che è anche il Veneto e la nostra regione. L'abbiamo voluto fare sottovoce, speriamo che questo serva anche per farci sentire un po' più italiani e sempre più legati a questa nostra bellissima e straordinaria regione che è il Veneto. Un bacio all'Italia, lo do io alla nostra Valentina a nome di tutti i veneti che credo amino la nostra regione, ma amino in modo altrettanto forte la nostra bellissima Italia. Grazie a tutti per averci seguito, grazie ai registi e ai nostri tecnici, Italo Morao e Tony Esposito, i tecnici che sono qui in sala questa sera, grazie anche a Nelly Pellin che ha curato la produzione del programma. Naturalmente X News torna la settimana prossima, grazie e buona serata, arrivederci.